Fabrizio Barone della Lega. Ieri c'è stato il congresso nazionale della Liga Veneta, un congresso che può essere considerato il punto di svolta e anche una rinascita dopo la questione Tosi. Sicuramente è stato eletto unitariamente un grande leone come Tony Darè, un vecchio militante che ha il cuore il bene della Lega, il bene del territorio, il bene dei veneti, quindi sicuramente un buon auspicio. Poi oltretutto ha una squadra molto forte. Da Padova abbiamo fatto 2 delegati, 2 consiglieri al direttivo nazionale e pertanto diciamo è stata una bella giornata. La Liga Veneta è in buone mani e sicuramente il Veneto avrà i propri rappresentanti che finalmente potranno porre il tema dell'autonomia a livello nazionale. Ecco, il fatto che si sia tenuto proprio a Verona, quindi diciamo sotto gli occhi di Tosi, è stata una provocazione anche per far vedere allo stesso Tosi quanto il movimento è cresciuto anche nell'ultimo anno, anche a livello di iscrizione, insomma, è cresciuto. Guardi, io sono un militante di vecchia data e il punto più basso che ha raggiunto la Liga Veneta, la Lega Nord, è stato quando c'era Tosi. Siamo arrivati a poco meno del 4% e non è un caso che dall'uscita di Tosi la Liga Veneta è cresciuta in maniera esponenziale. Pochi mesi fa abbiamo riconfermato il nostro grande governatore Luca Zaia con più del 50% dei consensi. Un po' di tempo fa, ormai 2 anni fa, abbiamo eletto il sindaco Bitonci a Padova, quindi alla Liga Veneta va sicuramente bene ed è sicuramente un vantaggio che Tosi se ne sia andato. Verona è un simbolo, sappiamo che l'anno prossimo ci saranno le elezioni amministrative e credo che la Liga Veneta e la Lega Nord conquisteranno nuovamente la città.